Sempre parlando di progetti, abbiamo l'intervento online di Stefania Betti. Stefania Betti è punto di contatto nazionale dei progetti LIFE del Ministero della Transizione Ecologica. Le abbiamo chiesto appunto, ciao Stefania, Buongiorno. buongiorno, abbiamo chiesto di farci una riflessione su quello che è il contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici proprio dei progetti LIFE. Abbiamo visto che ce ne sono molti, alcuni sono finiti, altri sono in corso, sicuramente altri ne verranno e quindi Sì. abbiamo ritenuto importante insomma avere anche una visione un po' generale, che è un po' quella che hai tu e che conosci bene i vari progetti che si stanno realizzando in Italia. Sì, infatti, grazie. Io ho questo compito di illustrarvi quelli che sono i progetti che sono stati finanziati appunto nell'ambito del sottoprogramma Azione per il Clima del programma LIFE. Vorrei condividere lo schermo, quindi anche la mia presentazione. Credo che la regia debba consentirmi di condividere lo schermo. Ok. Vorrei avere un confronto, cioè una conferma che riuscite a vedere la presentazione. Sì, ok, Ok, prego, perfetto, grazie. grazie mille. Allora, intanto sì, la mia presentazione, come vi dicevo, è dedicata a illustrare il contributo al cambiamento climatico dei progetti LIFE che sono stati realizzati in Italia. LIFE è il programma, uno dei più longevi programmi della Commissione europea, essendo stato istituito nel lontano 1992, quindi attualmente è lo strumento di riferimento, lo strumento finanziario di riferimento a livello europeo per la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima. Il programma in questi anni ha svolto un importante ruolo di riferimento per l'attuazione delle politiche e delle normative europee in materia di ambiente e di cambiamento climatico, attraverso il finanziamento di progetti di varie dimensioni che si sono proposti di dimostrare la fattibilità di soluzioni, cioè di tecniche, metodi ed approcci a differenti e complesse problematiche ambientali e del clima. I progetti quindi hanno interessato un'ampia gamma di tematiche ambientali, dai rifiuti alla qualità dell'aria, dalla conservazione di habitat e specie alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Grazie al programma LIFE, dal 1992 ad oggi sono stati cofinanziati in Europa oltre 5.000 progetti che hanno mobilitato 12 miliardi di euro di investimenti, di cui circa 5 miliardi e 600 milioni stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. Nel nostro paese, a partire dal 2000, LIFE ha conquistato un consenso sempre più ampio, anche grazie all'attivazione da parte del Ministero dell'Ambiente, della Transizione Ecologica, del supporto del punto di contatto nazionale, che ha assistito i candidati per agevolare la partecipazione al programma, ma anche nella elaborazione delle proposte progettuali. Questa ampia adesione al programma è confermata sia dalla vasta partecipazione dei candidati ai call annuali, sia dall'importo complessivo dei finanziamenti che sono stati ottenuti e che si sono tradotti in un'ottima performance dei progetti italiani, che ha portato l'Italia, insieme alla Spagna, a raggiungere il primato per i cofinanziamenti ottenuti e il numero dei progetti finanziati. Se diamo uno sguardo a questa prima tabella che riassume i dati finanziari della performance italiana, che appunto è stata raggiunta nel corso della programmazione 14-20, si osserva che il numero dei progetti ammessi al finanziamento annuale si è mantenuto costante nel corso dei 7 anni ed in media sono state selezionate 32 proposte ogni anno. Quindi
L'importo complessivo dei finanziamenti e degli investimenti complessivi è comunque aumentato nel tempo. Per quanto riguarda invece la performance dei progetti integrati, un'altra tipologia di progetti finanziati dal programma LIFE, anche per questa tipologia di progetti sono stati ottenuti degli ottimi risultati. Infatti sono stati finanziati 4 progetti integrati, di cui uno per l'azione per il clima. Vorrei prima di tutto appunto parlarvi di quelli che sono stati i temi, cioè i progetti che sono stati finanziati nell'ambito dei temi del sottoprogramma Azione per il Clima e che si traducono appunto con dati finanziari molto positivi. Ma quali sono stati i progetti italiani del sottoprogramma Azione per il Clima che sono stati selezionati per il cofinanziamento e qual è stato il contributo al cambiamento climatico dei progetti LIFE realizzati in Italia. Quindi adesso effettuerò una velocissima rassegna di questi progetti e vi dico che in totale i progetti che sono stati finanziati nella programmazione 14-20 del programma LIFE sono stati 48. 21 per il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici, 20 per il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 7 sono stati progetti finanziati nel settore governance e informazione sul clima. Nel settore cioè nell'area prioritaria mitigazione dei cambiamenti climatici sono stati finanziati appunto 21 progetti, alcuni sono già conclusi, altri sono ancora in corso e si tratta di progetti che hanno avuto lo scopo di dimostrare la fattibilità tecnica, economica ed ambientale di metodi innovativi per il trattamento e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diversi settori, dalla rifrigerazione commerciale alla filiera lattiero-casearia in Sardegna. Si tratta di progetti anche che hanno avuto lo scopo di migliorare la base delle conoscenze e di sviluppare approcci di gestione e strumenti innovativi di mitigazione dei cambiamenti climatici. Approcci che sono idonei ad essere applicati e trasferiti e quindi di facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie di mitigazione e piani di azione a livello locale, regionale e oppure nazionale. Nel settore prioritario dell'adattamento ai cambiamenti climatici, i progetti che sono stati finanziati sono stati in totale 20 ed hanno avuto il contributo di accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici degli enti locali, assistere quindi quegli enti a prevenire e ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovendo nei settori economici e nelle regioni l'adozione di specifiche misure e strategie di adattamento e piani di azione, contribuendo anche alla dimostrazione di tecnologie, quindi di sistemi, di metodi e strumenti innovativi di adattamento ai cambiamenti climatici. Sempre tutti devono avere, diciamo, come caratteristica di essere idonei ad essere replicati, trasferiti ed integrati. Nel settore prioritario governance e informazione in materia di clima sono state selezionate 7 progetti e hanno avuto come scopo di promuovere azioni di sensibilizzazione in materia di clima, di sostenere quindi la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni sulle questioni climatiche, favorendo anche un maggior rispetto della legislazione in materia e promuovendo una migliore governance del clima anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati. Allora, qui inizia la rassegna di tutti i progetti. Cercherò di citarne alcuni perché appunto, come vi ho detto, vi ho anticipato, sono tantissimi. Per quanto riguarda la call del 2014, in questa call sono stati finanziati 7 progetti. Per esempio Life Sec Adapt, che ha portato ad un aggiornamento del modello di comunità energetiche sostenibili attraverso l'adesione all'iniziativa Measure Adapt. Life Iris, Life Derris, che è un progetto che ha sviluppato un modello innovativo di collaborazione multi-stakeholders che ha coinvolto la pubblica amministrazione, il mondo assicurativo, la ricerca e le imprese per favorire la riduzione dei rischi che sono causati da eventi climatici straordinari.
Life Dairies ha anche testato uno strumento che dà alle piccole e medie imprese la possibilità di capire a quali rischi sono esposte in caso di eventi meteo-climatici estremi e quali potrebbero essere le soluzioni da applicare alla propria azienda. Nel 2015 un progetto che ha rappresentato il follow-up di un precedente progetto, e mi riferisco a Rainbow Life, che praticamente è nato come follow-up di un progetto Blue Up del Comune di Bologna e ha rappresentato lo strumento per implementare il piano di adattamento della città di Bologna. Questo progetto quindi riprende e mette in pratica le metodologie del piano di adattamento del Comune di Bologna, non ultimo l'obiettivo di garantire una maggiore resilienza dei piccoli corsi d'acqua che sono presenti nell'area urbana del Comune di Bologna, mediante l'utilizzo di un'avanzata infrastruttura di monitoraggio che si chiama piattaforma Rainbow. Altri progetti sono Life Up for Climate, Life Diademe, Ship to Ship Life, Life Master Adapt. Questo progetto ha individuato e sperimentato degli strumenti operativi di governance multilivello a supporto delle regioni e degli enti territoriali locali per la definizione e lo sviluppo di strategie e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Poi abbiamo Life Economic, che ha sviluppato una tecnologia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore ceramico, realizzando un innovativo forno intermittente per la produzione di stoviglie sanitarie in ceramica. Life Forage for Climate, Olive for Climate, che ha testato e verificato delle tecniche di coltivazione innovative per la realizzazione di una filiera olivicola sostenibile con ridotta impronta di carbonio, e Life Franca, che invece è un progetto di governance e informazione, che ha affrontato il tema del rischio idrogeologico nella provincia di Trento con l'obiettivo di sviluppare la cultura dell'anticipazione e della prevenzione dei fenomeni alluvionali attraverso un processo che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati, dai cittadini alle amministrazioni ai tecnici. Nel 2016 sono stati finanziati 5 progetti, tra cui Veneto Adapt, e vorrei citarvi il progetto Suitable Life della Fondazione Barilla, che recentemente ho visitato insieme alla rappresentante di Cinea. Il progetto Life Suitable è nato con l'intento di dimostrare che è possibile ridurre le emissioni di anidride carbonica e l'impronta idrica relativa al consumo di cibo in Europa, intervenendo sulle mense aziendali e universitarie. E quindi adottando infatti una dieta sana e sostenibile è possibile risparmiare fino a 535 milioni di tonnellate di CO2 e fino a 200 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno, considerando ovviamente l'intera popolazione europea. Nel 2017 sono stati finanziati 8 progetti, tra i quali vorrei citare il progetto Life Metro Adapt, che ha avuto come l'obiettivo di integrare le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici nell'area della metropolitana di Milano e favorire la creazione di una governance comune attraverso l'elaborazione di strumenti che consentono alle autorità locali di implementare strategie e politiche per aumentare la resilienza urbana, adeguate però ai diversi contesti territoriali. Al fine di rendere, diciamo, l'area metropolitana di Milano capace di prevenire e contrastare in modo efficace le ondate di calore e il rischio idrogeologico, il progetto ha implementato anche delle soluzioni, delle nature-based solutions. Un altro progetto che vorrei citarvi però è del 2018. Questo progetto è più rivolto alle imprese, è del progetto Life Ice Green, che ha avuto come obiettivo di imprimere una svolta verde al settore dei refrigeranti tradizionali che sono utilizzati nelle macchine per il gelato, proponendo dei refrigeranti alternativi come il propano, che ha un indice di GWP pari a 3 unità di CO2 e in questo modo si possono ridurre le emissioni notevolmente.
Altri progetti che invece sono relativi al 2019, al call 2019, vorrei citarvi il progetto Life Hit Leap. È un progetto che, è un progetto in corso ovviamente, è un progetto che dimostrerà la fattibilità tecnica e finanziaria di un innovativo sistema di recupero del calore mediante la progettazione e l'installazione presso lo stabilimento siderurgico di Ori Martin di un'innovativa pompa di calore industriale attraverso la quale sarà possibile elevare il calore di scarto proveniente dai cascami termici a bassa temperatura dell'acciaieria per poi cederlo, diciamo, alla rete di teleriscaldamento di A2A. Questa tecnologia sarà quindi adattabile a diverse industrie, comprese quella della produzione di acciaio. Veniamo agli ultimi risultati, diciamo, che si riferiscono all'ultimo call del programma LIFE 14-20, quindi sono recentissimi. Sono stati finanziati in totale 4 progetti. LIFE a GreenNet, che ha come titolo aiutare le città del Medio Adriatico a far fronte all'aumento delle temperature. Il progetto LIFE Vaia, trasformare i boschi danneggiati attraverso l'agroforestazione innovativa. Vicorpan, aumentare l'efficienza degli elettrodomestici del freddo. Life Climate Smart Chef, che è rivolta, diciamo, agli chef, anche questo della Fondazione Barilla, ed ha come obiettivo di dotare appunto gli chef degli strumenti per promuovere alimenti sani e sostenibili. Come vi dicevo, c'è stato anche un progetto integrato che ha diciamo, toccato il tema dei cambiamenti climatici ed è un progetto che ha come obiettivo di trasformare la regione alpina dell'Alto Adige in un modello per la mobilità a zero emissioni mediante l'ampliamento della rete infrastrutturale con stazioni di rifornimento di idrogeno. Da questa, diciamo, velocissima rassegna che ho fatto dei progetti, quali conclusioni possiamo trarre? Sicuramente che in Italia abbiamo una importante capacità progettuale e abbiamo anche un notevole capitale di esperienze tecniche che sono e quindi sono disponibili strumenti efficaci che sono stati testati in campo e che sono appunto in grado di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e anche di prevenirli. Quindi è necessario alzare il livello di attenzione degli addetti ai lavori, ma anche delle autorità pubbliche come le regioni, gli enti locali e dello stesso settore produttivo su queste esperienze per poter poi implementarle nel proprio territorio. Questo, diciamo, è un obiettivo che il Ministero sta cercando di portare avanti da qualche anno ed è per questo che il punto di contatto nazionale LIFE ha cercato di trovare uno strumento per sostenere questo processo virtuoso e favorire quindi il riutilizzo delle soluzioni che sono state testate con successo in campo, ed è questa, diciamo, la caratteristica principale dei progetti LIFE, creata nel 2016 la piattaforma delle conoscenze. Questa piattaforma si configura come un portale di condivisione delle buone pratiche dei progetti LIFE, quindi vengono raccolte all'interno della piattaforma solo i progetti LIFE che si sono conclusi, quindi che hanno dimostrato appunto l'efficacia delle soluzioni, e ha come quindi finalità la piattaforma quella di mettere a sistema le conoscenze tecniche che sono state raggiunte nell'ambito dei progetti e quindi favorire l'utilizzo da parte di altri soggetti che sono interessati a realizzare degli interventi in campo ambientale. Il Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito del progetto Mettiamoci in riga, sta portando avanti diverse azioni per aumentare le capacità tecniche delle regioni ad utilizzare questi strumenti dei progetti LIFE che sono raccolti nella piattaforma delle conoscenze. Quindi realizziamo delle iniziative
che sono proprio volte a non solo a far conoscere appunto le esperienze e i risultati dei progetti LIFE, ma anche come poterle utilizzare adattandole alle esigenze specifiche del proprio territorio. Quindi tutte le iniziative che stiamo portando avanti sono dirette alle regioni. Quindi il nostro obiettivo è quello di aiutare, quindi favorire questo processo, ed abbiamo infatti sottoscritto alcuni protocolli d'intesa con le regioni alcune regioni che ci stanno seguendo in questo percorso, però ancora nessuno, diciamo, ha individuato dei progetti sul tema dei cambiamenti climatici che intendono replicare. Sono stati individuati progetti su natura e biodiversità, soprattutto su natura e biodiversità, ma anche sul risparmio idrico. Quindi diciamo che questo potrebbe essere, secondo noi, una modalità per poter far conoscere questi progetti, soprattutto perché possono avere un'implementazione nei territori. Quindi vi invito a visitare la piattaforma di conoscenze che appunto non raccoglie soltanto i progetti sul tema dei cambiamenti climatici, ma anche su natura e biodiversità, acqua, ambiente urbano, suolo, uso efficiente delle risorse e ovviamente anche i rifiuti e il tema delle risorse idriche. Io con questo avrei concluso. Vi lascio i nostri riferimenti e quindi siamo, diciamo, a vostra disposizione per potervi, diciamo, seguire nel nuovo programma LIFE che è appunto ha iniziato con i primi call che si sono conclusi, ce ne sarà uno prossimo che riguarda Clean Energy Transition che scadrà a gennaio, e quindi tramite la nostra mail e anche telefonicamente siamo contattabili. Vi suggerisco anche di seguirci attraverso i nostri canali social. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Stefania, veramente preziosa questa carrellata di progetti. Ovviamente con alcuni abbiamo avuto degli scambi anche molto utili, perché come sempre, come abbiamo già detto anche oggi, si può imparare anche dagli altri, si può partire dal punto in cui gli altri si sono fermati per fare degli ulteriori passi, e quindi è molto utile anche la vostra piattaforma per appunto non è solo un punto di raccolta, ma come dicevi tu un momento anche per avere riferimenti, contatti e strumenti che sono poi stati elaborati dai vari progetti, che secondo me è proprio questa la ricchezza anche dei progetti LIFE, lasciare tutti gli strumenti a disposizione, libera disposizione e utilizzo da parte di chiunque vuole. Insomma. Quindi ancora grazie e a presto.